L'ergastolo confermato per il 29enne accusato di aver ucciso con 6 colpi di pistola Trifone Dragone e la sua fidanzata Teresa Costanza a Pordenone nel 2015. Ieri sera la sentenza a Trieste. Inchiesta Camorra, il sindaco di Eraclea fa protocollare alla moglie l'atto ufficiale di dimissioni. Spiazzata la giunta, nelle ultime ore erano state raccolte oltre 200 firme a sostegno del primo cittadino. Doppio tragico schianto lungo la 13 tra Terme Euganee e Monselice, a perdere la vita una 53enne di Rovigo. Blitz dei centri sociali del nord-est contro la politica industriale dell'ENI, 70 manifestanti in tuta bianca bloccano l'accesso alla raffineria di Marghera. 50enne veneziano commesso in un outlet di Mogliano, denunciato dai carabinieri. In casa sua trovati 10.000 euro di vestiti e profumi rubati nel corso dei mesi al suo stesso negozio. Vanno al Carnevale di Venezia vestiti da soldati prussiani del 1812 ma con armi vere, 4 turisti tedeschi denunciati dalla polizia. Al Museo della Medicina di Padova è inaugurata la mostra dedicata ai vaccini, si parla già di una proroga fino alla fine di agosto. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano la cronaca giudiziaria e la sentenza arrivata ieri sera a Trieste per il duplice omicidio di Pordenone del 2015, lo ricorderete, Trifone Dragone e la fidanzata Teresa Costanza uccisi con 6 colpi di pistola. Per i magistrati la conferma che sia Giosuè Ruotolo il colpevole di quell'omicidio è arrivata con la sentenza appunto che conferma in appello quanto detto e già giudicato in primo grado, ovvero l'ergastolo. Si è fatta giustizia, stasera è stata fatta giustizia per 2 ragazzi che sono morti e non dovevano morire. Per i legali delle famiglie di Trifone e Teresa giustizia è fatta, per la mamma di Giosuè Ruotolo le parole in lacrime, questa non è giustizia. Sentimenti contrastanti inevitabilmente dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Trieste conferma l'ergastolo. Per i giudici il 29enne Ruotolo, in carcere dal 7 marzo 2016, è il colpevole del duplice omicidio di Trifone Dragone e Teresa Costanza, uccisi il 17 marzo 2015 nel parcheggio del Palasport di Pordenone. Un verdetto atteso dopo che la Corte aveva respinto la richiesta della difesa di rinnovare parzialmente il processo attraverso una nuova perizia sulla scena del crimine. Ruotolo, prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio, si è appellato ai giudici. Non sono stato io, contro di me soltanto illazioni, non avrei mai ucciso un amico. Ma la Corte ha confermato il lavoro dei colleghi di Udine, che l'8 novembre 2017 condannarono all'ergastolo il giovane che temeva di perdere una carriera nella Guardia di Finanza per colpa di una denuncia che Ragone le aveva promesso a causa dei messaggi molesti inviati a Teresa Costanza attraverso un fittizio profilo Facebook. 6 colpi di pistola con la beretta 7,65 ritrovata sotto il fango dopo 6 mesi e collegata a Ruotolo. 6 colpi che quella notte hanno straziato il cuore dei genitori di Trifone e Teresa. Che rimanga in carcere senza sconti di pena, senza sconti di pena. Che si rifaccia tutti gli anni. È giusto che se li devi fare. I nostri ragazzi non hanno più possibilità, non vedranno più la luce del sole, però lui deve rimanere dentro. Per loro la soddisfazione della conferma dell'ergastolo, ma è una soddisfazione amara. Da un altro lato ci ricordiamo che non abbiamo più Teresa e quindi questa è la cosa più brutta che c'è. Ecco, siamo contenti per gli inquirenti, per i nostri legali che hanno fatto un bel lavoro e quindi continua, perché credo che si appelleranno anche a Roma e quindi saremo anche là pronti a combattere. Adesso invece l'inchiesta Camorra e nel pomeriggio di ieri la ufficializzazione delle dimissioni del sindaco in carcere di Eraclea, Mirko Mestre, che si trova nel carcere di Tolmezzo. Ci racconta queste ultime ore a Eraclea la nostra Ilaria Marchiori in diretta telefonica. Ilaria. Buongiorno da Eraclea. Il sindaco Mirko Mestre, arrestato nel corso del blitz di Guardia di Finanza e Polizia, ha fatto protocollare proprio ieri pomeriggio le sue dimissioni dalla moglie, che le ha portate poi in municipio. Mirko Mestre, lo ricordiamo, attualmente in carcere, getta dunque la spugna e lascia la poltrona di sindaco mentre il comune procede verso il commissariamento, anche se, lo ricordo, dovranno comunque trascorrere altri 20 giorni nei quali il primo cittadino potrebbe decidere di ritirare queste dimissioni. E intanto siamo
mossa la conferenza dei sindaci del litorale che ieri pomeriggio a Jesolo ha deciso di promuovere un manifesto contro tutte le mafie. Non ci riferiamo solo ad Eraclea, hanno detto, ma a tutti i fatti avvenuti nel Veneto orientale. Ci assumiamo l'impegno di contrastare i metodi mafiosi e di proteggere i nostri territori e l'economia. E nel frattempo è stata avviata però una raccolta firme proprio a favore del sindaco di Eraclea, ormai insomma ex sindaco Mirko Mestre. Tra i firmatari c'è anche uno dei parroci del litorale. A seguire ci sono poi imprenditori, ex politici, commercialisti, vari professionisti, ma soprattutto tanti cittadini residenti nel San Donatese. Dunque oltre 200 persone che hanno voluto dimostrare e dichiarare la loro vicinanza a Mestre, che lo ricordiamo era un pollo di una delle famiglie più conosciute della zona, ma soprattutto sindaco di Eraclea, che è stato arrestato 10 giorni fa con la pesante accusa di voto di scambio con la camorra. Da Eraclea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, aveva 53 anni, di Rovigo, è l'ultima vittima purtroppo delle strade in Veneto, il terribile schianto lungo la A13 ieri sera. Un morto e 4 feriti è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto in nottata lungo l'autostrada A13 Padova-Bologna, subito dopo il casello di Terme Ugane in direzione Monselice. Un camion ha perso il controllo uscendo di strada verso la direzione di marcia opposta. Il mezzo pesante ha quasi scavalcato il New Jersey, rimanendo sopra il muretto di divisione tra le opposte corsie dell'autostrada. Un 53enne di Rovigo che guidava l'automobile che seguiva il camion è rimasto ucciso nello schianto col mezzo pesante. Inutili tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul colpo. Contemporaneamente nella corsia opposta un tamponamento tra 4 automobili causato probabilmente dalla parziale invasione di corsia del camion ha provocato 4 feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Padova e di Este e gli uomini della polizia stradale di Rovigo intervenuti per i rilievi. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura dell'autostrada in direzione Bologna. E sempre nella notte, o meglio ormai all'alba, un incendio a Fossalta di Portoguaro. Sono intervenuti i vigili del fuoco in un appartamento di via Vittorio Emanuele, in salvo fortunatamente i 2 anziani coniugi riusciti a venire fuori dalla bifamiliare prima dell'arrivo dei soccorsi. I pompieri, accorsi dal locale di staccamento, hanno spento le fiamme, localizzate principalmente in un bagno e in locale lavanderia e soggiorno, evitando la propagazione dell'intera abitazione. Danni consistenti nei 3 locali, con distacco anche delle malte. Danni da fumo all'intera abitazione. Sul posto, per un controllo dei 2 coniugi, un'ambulanza del SUE 118 e il personale della polizia locale. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. L'uso dell'abitazione è stato interdetto per i danni subiti. Ancora da Veneziano, ma siamo a Marghera con la manifestazione di questa mattina, ancora in corso da parte dei centri sociali del nord-est contro la politica industriale dell'ENI davanti alla raffineria appunto di Marghera. Stanno bloccando l'accesso, al momento la situazione è tranquilla, i manifestanti, una settantina in tuta bianca, hanno bloccato, come vediamo, la strada d'accesso alla raffineria nella zona industriale di Marghera, esponendo poi striscioni e scrivendo lo slogan sui muri perimetrali, accusando l'azienda di praticare una politica dannosa per l'ambiente. Il blitz è stato deciso dopo l'accordo reso noto ieri tra Syndial e Veritas per studiare la modalità di realizzazione in un'area dismessa e bonificata del petrolchimico di Marghera di un impianto industriale che trasformerà la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bioolio e biometano. Ed è un veneziano, un 50enne, ma lavorava, possiamo dire così, perché è stato evidentemente, ci saranno ripercussioni sul suo lavoro per quanto accaduto. Lavorava a Mogliano in un outlet, parliamo di un commesso incensurato che però nel corso dei mesi a quanto pare ha razziato più di un vestito dal suo stesso negozio. L'hanno fermato i carabinieri all'uscita dal posto di lavoro, sorprendendolo con alcuni capi d'abbigliamento appena sottratti all'outlet Coin a Zermandi, Mogliano Veneto. Il dipendente, un 50enne veneziano che lavora come commesso nell'esercizio commerciale, aveva rubato vestiti per un valore di circa 200 euro. Ma non finisce qui, perché quando i militari sono entrati nella sua abitazione per la perquisizione hanno trovato un vero e proprio magazzino di merce rubata. Decine di scatoloni con capi d'abbigliamento
abbigliamento, ma non solo, il commesso nei giorni precedenti ha sottratto anche profumi, prodotti per il corpo ed altri generi per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Tutta la refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai magazzini Coin. A segnalare il dipendente sospetto ai carabinieri erano stati i responsabili del punto vendita, allarmati dai continui ammanchi di merce nell'esercizio commerciale. I carabinieri hanno subito avviato l'indagine, conclusasi ieri sera, quando il cinquantenne è stato fermato al termine del turno di lavoro. Il commesso è stato denunciato per furto aggravato, da vedere poi quali saranno le conseguenze per il suo posto di lavoro. Si erano mascherati da antichi soldati prussiani per godersi un pomeriggio al Carnevale di Venezia, ma il loro travestimento era così perfetto che sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. La disavventura è capitata a 4 cittadini tedeschi sottoposti a controllo e poi denunciati dalla pattuglia della polizia in servizio a Piazza San Marco. I 4 uomini infatti indossavano abiti raffiguranti militari dell'epoca napoleonica, più precisamente antichi soldati prussiani del 1812, e hanno attirato l'attenzione degli agenti perché dal fianco del loro costume si notava l'elsa di un'arma lunga. Insospettiti, i poliziotti li hanno fermati e hanno scoperto che le armi che avevano indosso risultavano autentiche, delle vere sciabole antiche in grado di colpire o ferire qualcuno. Accompagnati in questura per gli accertamenti del caso, a uno di loro è stato rinvenuto anche un coltello con una lama di 10 cm, quanto basta per far scattare il deferimento all'autorità giudiziaria. Adesso sempre a Venezia, con la tassa di sbarco che secondo Confagricoltura affossa il turismo, l'agriturismo metropolitano della provincia. Il contributo d'accesso a Venezia non è ancora attivo, ma le polemiche che accompagnano il conto alla rovescia per la sua entrata in vigore il 1° maggio continuano. Se già il biglietto d'ingresso a Venezia divide le opinioni in città, attorno ai confini comunali si va allargando una coalizione di scontenti pronti a dare battaglia. Dopo il fronte aperto dagli albergatori iesolani, peraltro condiviso anche dal sindaco Valerio Zoggia, il blocco si arricchisce anche di Confagricoltura Venezia, che denuncia apertamente il danno pronto ad abbattersi sugli agriturismi della provincia. I nostri ospiti chiaramente puntano molto su Padova e Venezia, e se penso a una famiglia di 4 persone che debba andare durante la sua settimana di vacanza 3 o 4 volte a Venezia, comincia a diventare 100 euro, e 100 euro sono un prezzo che non tutte le famiglie potranno pagare. A quel punto rinunciano oppure vanno direttamente a Venezia l'albergo? Certamente sì, vanno nel comune di Venezia, non hanno questa tassa da pagare e quindi è un grosso svantaggio per noi, è una concorrenza che riteniamo sleale. Riteniamo che la città metropolitana debba essere tale, città metropolitana. Dunque il pericolo è quello di una concorrenza sleale tra strutture ricettive, perché il discorso si allarga anche ad alberghi, affittacamere e bed and breakfast, le strutture ricettive situate all'interno del comune di Venezia e quelle che si trovano invece nel territorio provinciale. La città che ha messo una tassa, che ha reso, scusatemi la polemica, Venezia ancora più Disneyland di quello che è già. Io sono residente a Venezia anche, sono residente in centro storico, uno dei pochi rimasti, e solo pensiero che se faccio una cena con amici che non sono veneti che debbano pagare mi seccherà moltissimo. La richiesta è inviata a Luigi Brugnaro nella duplice veste di guida della città e della città metropolitana e di aprire una profonda rivalutazione delle scelte fatte e di rimodulare la tassa in modo equo. Ancora a Venezia, ma ci spostiamo sulle isole del centro storico, dove anche in questo caso c'è allarme inquinamento per le polveri sottili. Allora al Lido i cittadini si mobilitano per acquistare le centraline per il monitoraggio. Verranno installate nei prossimi giorni in 4 zone diverse del Lido di Venezia le 4 centraline per il rilevamento dell'inquinamento da polveri sottili che i cittadini hanno acquistato a loro spese dopo una raccolta fondi per controllare il livello di inquinamento nell'aria da polveri sottili. L'iniziativa è partita dal comitato ambientalista Altro Lido ed ha ricevuto il consenso e l'apprezzamento degli abitanti, a conferma di come anche in centro storico e nelle isole della laguna il livello di inquinamento è un tema caldo e molto sentito. E visto che l'isola non rientra nella campagna di monitoraggio dell'ARPAV regionale del Veneto, nonostante sulle strade in appena 12 chilometri circolino ben 8.000 auto, l'isola si è organizzata in modo fai da te per una raccolta dati. Sono stati acquistati dalla Cina 4 apparecchi di rilevamento con un costo abbastanza contenuto di circa 200 euro l'uno e i fondi raccolti hanno permesso anche di acquistare una centralina in più rispetto alle 3 inizialmente previste. Tutto il Lido di Venezia sarà così da domani sotto esame.
settimane. Le centraline saranno posizionate da nord a sud, a San Nicolò, nell'area centrale del Lido, Malamocco e Alberoni. Basterà collegare lo strumento a un PC portatile. In tempo reale, giorno per giorno, potranno essere scaricati tutti i dati che potranno essere messi a confronto tra loro. Si attendono ora i primi dati per poterli paragonare con gli altri rilievi in centro storico e in terraferma. Eccoci anche oggi a parlare del piccolo Joe, sempre più numerose e interessanti le iniziative di solidarietà perché il bimbo possa correre come tutti i suoi coetanei. Sempre più vicina la vetta dei 400.000 euro per aiutare il piccolo Joe. Sono così tante le manifestazioni di vicinanza e affetto, i segni concreti di solidarietà per questa famiglia di Piazzola sul Brenta che vuole semplicemente vedere il suo bimbo correre e camminare come tutti i suoi coetanei. In tanti state accogliendo gli appelli lanciati attraverso le nostre telecamere per arrivare alla cifra necessaria all'operazione da fare in Florida. E siamo arrivati a 123.000 euro. Questo cucciolo di guerriero ormai ci ha conquistati tutti, è diventato il nostro piccolo Joe e tutti noi siamo diventati i suoi zii acquisiti, come zia Morena Martini, la sindaca di Rossano Veneto, che ha organizzato un pomeriggio di sport e movimento il prossimo 9 marzo in palestra con l'incasso delle attività interamente devoluto alla causa e la vendita dei famosi biscotti di Joe. Biscotti che saranno venduti anche durante la prossima partita casalinga dagli zii del Cittadella Calcio. E restando a parlare di pallone, sport preferito del nostro bimbo, dai giallorossi, per voce del capitano dell'FC Bassano 1903, eccolo zio Marco Frachesen, arriva un appello. Invito tutti a continuare a aiutarlo per fargli realizzare il suo sogno, che sia giocare a calcio, che sia anche solo camminare e correre normalmente, che secondo me ogni bambino dovrebbe averne il diritto, insomma. Un ennesimo invito al nostro microfono che voi telespettatori state cogliendo ora dopo ora. Ricordiamo ancora una volta gli estremi per il versamento. L'Iben lo state vedendo sul vostro schermo, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Ogni giorno voi telespettatori ci stupite con la vostra bontà di cuore. C'è sempre una nuova manifestazione di solidarietà e noi proveremo a raccontarle tutte, perché tutte hanno un solo obiettivo, il bene del piccolo Joe. I vaccini non si trovano soltanto in laboratorio, ma anche in un museo, ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, dunque inaugurata a Padova la prima mostra dedicata ai vaccini che sarà ospitata fino al 30 giugno al Museo della Medicina, ma si parla già di una proroga fino a fine agosto. Vediamo che quelle rosse sono le persone ammalate. Se noi aumentiamo la copertura al 95%, che sarebbe il target che vorremmo raggiungere per il morbillo per parlare della cosiddetta immunità di gregge, se poi vediamo quante persone si ammalerebbero se ci fosse la malattia, abbiamo una piccola percentuale di persone ammalate. Questa è solo una delle installazioni interattive per spiegare come la copertura vaccinale sia in grado di arginare la diffusione di una malattia o di un virus. Parte da qui il viaggio nell'universo dei vaccini, per la prima volta raccontati in una mostra, un'esposizione ideata dall'Istituto Superiore di Sanità che per la sua prima tappa fuori Roma ha scelto Padova e il Museo della Medicina. Un viaggio nell'universo delle vaccinazioni, su come abbia sempre animato il dibattito pubblico nei tempi e per far chiarezza sulle fake news. Nella mostra cerchiamo di sfatare la maggior parte dei falsi miti relativi a presenza di sostanze tossiche nei vaccini o alla necessità non reale di effettuare esami prevaccinali prima di poter inoculare dei vaccini. Ne abbiamo elencate tante e molte di quelle più comuni sono palesemente false e facilmente anche screditabili. La mostra arriva a Padova grazie al sostegno della Regione Veneto, tra le regioni italiane con la più alta copertura vaccinale. Abbiamo fatto delle coperture che riguardano un'ampia fascia di popolazione, dai nati a partire dai 2 anni fino ai 16 anni, e abbiamo visto che per quanto riguarda l'esavalente abbiamo una copertura superiore al 95% e lo stesso per quanto riguarda il morbillo. Anche le coperture dei bambini piccoli, quindi le coperture a 24 mesi, sono in crescita, stanno continuando con questo trend appunto verso il 95%, abbiamo il 93,9% per quanto riguarda l'esavalente, 92,7 per quanto riguarda il morbillo. Il MUSME si colloca sempre, come dicevo, dalla parte della scienza, quindi quando l'Istituto Superiore della Sanità tramite la Regione Veneto ha espresso il desiderio di presentare in Veneto questa mostra, l'abbiamo accolto molto positivamente proprio perché siamo dalla parte della scienza.
Il cinema adesso con Paolo Sorrentino, che ha scelto anche la Marca Trevigiana per le riprese che continuano di The New Pope, l'attesissimo, diciamo così, seguito di The Young Pope. A Nervesa la prossima tappa di riprese in aprile e allora c'è il casting nei prossimi giorni a Treviso per 400 comparse, si inizia martedì. Chi sei tu, Lenny? Buono e cattivo. Non solo Venezia per le nuove produzioni cinematografiche, ma anche la Marca sembra tornare tra le possibili location per film e serie televisive. Il segnale arriva dalla nuova produzione firmata Paolo Sorrentino. In queste immagini alcuni momenti di The New Pope, che dai primi di aprile si sposterà su una delle grotte del Montello, che per l'occasione diventerà la grotta di Lourdes. La produzione sceglierà martedì e mercoledì prossimi 400 figuranti a Hotel Continental. Per ogni informazione bisogna accedere all'indirizzo che vedete in sovraimpressione. Uomini e donne dai 18 ai 75 anni, ma anche fotografi professionisti con propria attrezzatura per una presenza davanti alla macchina da presa che sarà regolarmente retribuita. Un evento cinematografico, ma anche un segnale per una forma di attrattiva turistica che la Regione punta a sviluppare investendo su più fronti. In Veneto non abbiamo soltanto Venezia, finalmente si fa conoscere il resto del territorio e diciamo che il veicolo dei film e della cinematografia in generale è fondamentale per veicolare a livello turistico un territorio. Lo abbiamo già visto in altre regioni come ha funzionato. Opportunità che però non deve essere sciupata. Perché se noi partiamo a fare promozione del territoriale e poi non abbiamo posti letto sul territorio o peggio ancora non abbiamo prodotti turistici da offrire ai turisti che vengono dal territorio magari a vedere quei luoghi che hanno visto per televisione, rischiamo di non dare un buon servizio. Due lezioni che la Regione sostiene economicamente a fondo perduto fino alla metà dell'investimento. Stiamo dando soldi sia a chi investe nelle strutture ricettive, quindi per ammodernarli, sia a chi crea con il club di prodotto, le reti di impresa, chi crea prodotti turistici nuovi. Può essere il Giro delle Ville Venete, qualcuno per esempio ha vinto, grazie al nostro bando, ha creato un club di prodotto sulle Ville Venete, quindi il giro di tutte le Ville Venete all'interno ovviamente della nostra regione. Adesso il Carnevale, non solo Venezia, proprio in questi momenti viene presentato a Venezia Arianna Fontana, l'Aquila che domani scenderà dal campanile di San Marco e come sappiamo invece c'è stato il forfait per le polemiche suscitate in questi giorni di Fedez, ma non c'è solo il Carnevale di Venezia, c'è anche il Carnevale in terraferma che entra nel vivo proprio in questi giorni. Il Carnevale non è solo a Venezia. Al di là dei festeggiamenti che si svolgono ovunque in laguna, tra palazzi, calli e campielli, ad essere coinvolto in questi giorni è tutto il territorio comunale. Il nostro Carnival Street Show e poi partiamo con la serie dei carri, le sfilate di carri. Abbiamo Marghera sabato, domenica per la prima volta dopo 18 anni a Campalto si ripete e chiudiamo col Carnevale dei ragazzi a Zelarino che è la 52esima edizione. Un carnevale diffuso che vive di tante iniziative in cui tradizioni, musica, cultura ed altro si susseguono in un ampio contesto per soddisfare tutte le esigenze. Ci sono anche tante altre iniziative, al Piraghetto, a Malcontenta, a Chirignago. Facciamo che il Carnevale sia una festa di tutti e ci fa tanto piacere vedere a Mestre, bambini e famiglie. Una festa che coinvolge tutti in una città in cui non manca anche l'occasione di divertirsi facendo solidarietà, come ha dimostrato la maratonina. Siamo andati a celebrare il fatto che siano stati donati a un'associazione 10.000 euro e a pensare a preannunciare la prossima edizione che sarà l'8 settembre, che sarà la 10ª. Quindi anche in questo caso la città è solidale, la città si muove, la città ha voglia di far festa anche magari facendo sport e questo credo che sia negli obiettivi che questa amministrazione può dichiarare di aver piano piano raggiunto e che vuole successivamente anche implementare. È tutto davvero per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Locali addensamenti solamente al mattino, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature molto miti, minime comprese tra 1 e 4 gradi.
Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 17 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche in questo caso sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà quasi del tutto sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 2 e 4 gradi. Massime molto gradevoli, oscillanti invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Condizioni di bel tempo stabile anche sulla nostra regione. Sarà infatti una giornata caratterizzata da un sole prevalente. La grafica ci mostra che il cielo sarà sereno praticamente su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi. Massime oscillanti invece tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.